Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi confratelli sacerdoti, diaconi, consacrati, fedeli tutti, autorità civili, militari, forze dell'ordine, membri dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Malta, vi saluto e desidero, a nome mio e a nome di tutti voi presenti, dare il più cordiale e fraterno benvenuto a Monsignor Fabio Dalcin, nostro caro condiocesano, che proprio in questa cattedrale, il 9 luglio di 6 anni fa, 2017, abbiamo avuto la gioia di vedere ordinato vescovo. Ti ricordi? Sono davvero contento anche della presenza di Monsignor Beniamino Stella, il quale, trovandosi per motivi familiari a Pieve di Soligo, ha accolto volentieri l'invito di celebrare insieme con noi la solennità del patrono di questa nostra diocesi. È una figura, quella di San Tiziano, profondamente amata in tutta la diocesi. Per certi aspetti posso dire più di quanto sia sentita a Treviso la festa del patrono San Liberale, pur amato, ma qui è più accentuata. E mi è sempre sembrato bello invitare in occasione di queste festività dei confratelli che sono originari della nostra diocesi o che vi hanno prestato servizio proprio per esprimere questo affetto verso la figura del nostro patrono e pregare insieme perché continui a proteggere la nostra Chiesa diocesana e intercedere per noi. Lo facciamo anche oggi, consapevoli che il dono della fede l'abbiamo ricevuto da chi l'ha vissuto e testimoniato prima di noi, ma coscienti anche che abbiamo sempre bisogno di vivere questa comunione misteriosa ma reale che ci unisce con le generazioni di coloro che ci hanno preceduto, in particolare ovviamente con le figure di santità presenti nella storia della nostra diocesi. San Tiziano ci accompagni come padre, maestro e buon pastore. Grazie Eccellenza per questo saluto, grazie per l'invito anche che mi ha rivolto a celebrare questa festa di San Tiziano. A dire il vero, io l'ho sempre festeggiato San Tiziano anche da lontano, però festeggiarlo qui è tutta un'altra cosa e quindi grazie. E un saluto cordiale anche a Sua Eminenza il Cardinale Stella che ci ha fatto questa bella sorpresa. Ecco, una sorpresa di famiglia, grazie. Un saluto anche a tutti voi confratelli concelebranti, sacerdoti, diaconi, a tutti voi cari fedeli, in modo particolare al seminario, alle famiglie. Vogliamo presentare al Signore i desideri di bene che ci sono nel nostro cuore e a invocare anche l'intercessione di San Tiziano per la pace nel mondo. E con questi sentimenti ci disponiamo a celebrare i divini misteri. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie
eleison. eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano, patrono di questa Chiesa locale, e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. Dio, sorgente della vita, che nel tuo spirito di verità e di amore hai illuminato i nostri padri con la luce della fede e li hai sostenuti nella fedeltà al Vangelo con il ministero di San Tiziano Vescovo, concedi alla nostra Chiesa di crescere nella conoscenza e nella lode del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce. Le sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
Dite tra le genti, il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno. Ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Parola di Dio. Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò diventare pescatori di uomini. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo,
mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 2 le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Confesso di provare un po' di imbarazzo nel parlarvi da questa sede. Comunque sono qui e devo pur dirvi qualche cosa. E allora vi dico con l'animo dell'antico profeta che abbiamo sentito nella prima lettura, vi dico che sono lieto di condividere con voi in questa cattedrale la gioia della nostra Madre Chiesa che oggi venera il suo patrono. E per me è anche un'occasione di fare memoria grata per il tanto bene che ho ricevuto fin da piccolo in questa Chiesa, che non solo mi ha generato alla fede, ma mi ha accompagnato con cura a scoprire e a rispondere alle progressive chiamate del Signore. Ogni essere umano eredita il patrimonio genetico del padre e della madre che lo hanno generato. E così è anche nell'ordine della grazia. Noi abbiamo il patrimonio genetico del Dio Padre, siamo figli di Dio nel Figlio, immagine e somiglianza sua, ma portiamo anche in noi i lineamenti indelebili di questa Chiesa che ci ha partorito
con l'annuncio del Vangelo, che ci ha fatto crescere con i riti sacramentali e con le molteplici occasioni di relazioni e di volti che sono entrati per sempre nella nostra vita. Cantiamo dunque oggi al Padre la nostra gratitudine di essere nati e cresciuti in questa Chiesa, sotto la custodia di San Tiziano. In questa Chiesa nella quale è presente, feconda di verità e attiva di grazia, tutta la Chiesa di Dio. Certamente in questi 14 secoli, dai tempi di San Tiziano ad oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti del Piave e del Livenza. Molte cose sono cambiate, molte prepotenze hanno dominato e sono cadute, molte idee che sembravano immortali sono declinate e scomparse. Ma la Chiesa, che spesso appare vecchia e superata, riesce ancora oggi ad irradiare con discrezione la gioia del Vangelo e a rimanere per ogni generazione la casa dove Dio abita in mezzo al suo popolo. E in questa casa tutti noi siamo chiamati ad essere non clienti, non statue da museo, ma siamo chiamati ad essere testimoni, evangelizzatori gioiosi di Cristo, come il messaggero di cui parla Isaia, che con piedi veloci porta la bella notizia che Dio è in mezzo a noi. Così è stato anche San Tiziano in mezzo al suo popolo, messaggero di Dio. E questo è ciò che lui desidera per ciascuno di noi. Non pensiamo che lui abbia vissuto tempi migliori dei nostri. È passato attraverso sconvolgimenti politici e sociali che causarono grandi povertà tra le popolazioni dello Pitergino. È stato vescovo in una comunità insidiata da errori e confusioni dottrinali. Basti pensare all'arianesimo o allo scisma dei 3 capitoli. Certamente il buon Dio non gli avrà negato le necessarie gratificazioni umane e spirituali per andare avanti giorno per giorno, ma stando alle notizie storiche che conosciamo, non mi sembra che San Tiziano abbia raccolto grandi e immediati risultati dalla sua opera apostolica. Eppure la sua grandezza è stata quella di essere rimasto al suo posto, lasciandosi guidare da Dio, facendo quel che poteva, meglio che poteva, con grande carità operosa. Perché la fedeltà a ciò che il Signore ci chiama ad essere è il primo passo dell'evangelizzazione, della comunicazione della fede. Mi piace pensare che anche San Tiziano abbia trovato la sua forza e il motivo della sua missione proprio nelle parole decise che oggi Gesù rivolge a Pietro nel Vangelo. Prendi il largo. Immagino che pure il vescovo Tiziano abbia avuto le sue perplessità e resistenze, come Pietro del resto. Quello che gli chiede Gesù contrasta con ciò che il pescatore conosce perfettamente. Sappiamo bene tutti che non si pesca di mattina, che non solo è inutile gettare le reti a quell'ora, ma è anche insensato e si rischia il ridicolo. Però, nonostante tutto il suo carico di incertezze e di perplessità, Pietro non si ferma a ciò che conosce, va oltre le sue sicurezze e anche se inizialmente riluttante, poi si fida,
si fida più di Gesù che di se stesso e si rimette in gioco. Signore, sulla tua parola getterò le reti, che era come dire: Signore, se lo dici tu, io lo faccio. Quante volte anche noi, come pastori, ma penso anche a voi, genitori, nonni, catechisti, educatori, insegnanti, laici impegnati nel sociale, quante volte ci affatichiamo molto, spendiamo tante energie e non vediamo risultati immediati. Umanamente può sembrare un'esperienza di fallimento che ci lascia vuoti e ci scoraggia, per cui abbiamo la tentazione di cedere ad inutili lamentele, a sterili critiche, con la conseguenza molto spesso di dividerci e di frammentarci. Ci si chiude in se stessi o nel proprio mondo o nel proprio gruppo, nella propria realtà e si tira avanti con stanchezza, senza entusiasmo e creatività. Gesù oggi ci raggiunge attraverso la parola del Vangelo e del santo patrono Tiziano e ci dice: non lasciatevi insabbiare in queste cose, prendete il largo, rimettetevi in gioco, guardate avanti con fiducia. Cristo è vivo e ci vuole vivi della sua stessa vita e della sua stessa missione, dovunque sia il campo della nostra missione. Questo non è il tempo delle nostalgie o dei bilanci, ma è il tempo di gettare le reti con rinnovato entusiasmo, lì dove la gente vive, soffre, ama e lavora. Fratelli e sorelle, mi sembra che possiamo chiedere a San Tiziano di ottenerci la grazia di coltivare e di promuovere tra di noi almeno 3 atteggiamenti. Il primo, di avere una grande fiducia nello Spirito di Dio che ci guida. Se il Signore ha permesso e voluto che noi vivessimo in questo tempo della storia e non in altri, è perché ci dà la grazia necessaria per crescere nella fede, nella speranza, dentro le nostre sfide epocali. E il secondo atteggiamento è di guardare sempre oltre i nostri piccoli orizzonti, oltre le nostre conoscenze. I problemi che gravano su di noi, sulle nostre famiglie, non sono soltanto legati a questa società o alla nostra realtà ecclesiale e perciò non si risolvono semplicemente con un po' di trucco. Bisogna camminare con gli orizzonti ampi, guardando la Chiesa e il mondo nel suo insieme, guardandoli soprattutto dall'alto, dal versante di Dio, con lo sguardo di Cristo, per poter intravedere le grandi prospettive di fede che il Signore ci sta preparando per il futuro. E di qui la necessità di respirare a grandi polmoni, avendo come bussola di orientamento il Concilio Ecumenico Vaticano II e il Magistero del Papa che c'è. E la terza cosa per cui vogliamo chiedere la grazia è quella di rimanere nella pace interiore. Cristo è la nostra pace e nessun evento, per quanto triste o drammatico, può toglierci questa pace. Sappiamo bene che il nemico semina zizzania, inquietudine, indifferenza, scontento e frustrazione, illudendoci magari
che cambiando o l'una o l'altra cosa, o cambiando posto, o cambiando persone, tutto si sistemerà. Il Signore invece vuole che diamo il meglio di noi stessi attraverso anche la fatica di lavorare e di camminare insieme, sempre aperti però alle sorprese di Dio. Questa nostra perseveranza sarà il segno della sua grazia e sarà anche il contributo più efficace per la pace del mondo. Credo in unum Deum. Fattore in cieli e terre, visibilium omnium, et invisibilium. Crucifixus etiam pro nobis,
resurrecto, resurrezione mortuorum. Fratelli e sorelle carissimi, dopo aver ascoltato la parola di Dio, in questa solenne liturgia in onore di San Tiziano, eleviamo al Padre la nostra unanime preghiera per la Chiesa e per il mondo intero. Ripetiamo assieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, Il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità a livello civile, militare, politico, sociale. Perché vivano il proprio compito con dedizione e onestà, specialmente nell'impegno a favore dei più deboli, di coloro che sono emarginati o di chi vive situazione di particolare povertà. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze. Si realizzi il sogno dei profeti. Ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione o vergogna. Preghiamo. Ascoltaci, Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Perché i giovani che si sentono chiamati dal Signore ad una scelta di consacrazione particolare abbiano la forza di una risposta pronta e generosa. Preghiamo. ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti in questa celebrazione. Perché lo Spirito Santo ci aiuti, sull'esempio del nostro patrono e del beato Giovanni Paolo I, già nostro vescovo, a riscoprire la gioia del nostro essere figli di un Dio grande e misericordioso. Preghiamo. Presentiamo al Signore anche quelle intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore. O Dio nostro Padre, guarda il tuo popolo che si affida a te in preghiera. Tu che un giorno donasti a questa terra come pastore e guida il Vescovo Tiziano, continua a sostenere i nostri passi nella fede, perché sia più forte la speranza e operosa la carità, nella vigilante attesa di contemplarti, santi tra i santi, nella gioia senza fine del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire questo sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore con timore e amore ci accostiamo, Padre, al tuo santo altare nel glorioso ricordo di San Tiziano. Accogli la nostra offerta e rendici sempre lieti nel tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella testimonianza di fede di San Tiziano Vescovo, Tu hai reso feconda la Tua Chiesa con la forza creatrice del Tuo Spirito. E anche nel succedersi dei gravi avvenimenti che hanno turbato il suo cammino, l'hai conservata in una costante e fedele unità, dandole un segno sicuro del tuo amore. Il grande esempio e la fraterna intercessione del Santo Patrono ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Fabio che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutrito di Cristo, pane vivo, fa che seguendo l'esempio di Sant'Iziano ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Vescovo Fabio, in comunione e su mandato del nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, Vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per il Collegio Episcopale, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che oggi ci hai riuniti per celebrare la festa di Sant'Iziano, patrono di questa Chiesa diocesana, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Iziano e in tutti i santi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che nel Vescovo Tiziano ci ha offerto un coraggioso testimone della fede e un sublime esempio di carità fraterna, vi renda capaci di vivere nella fedeltà al Vangelo per una vita santa. Amen. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Tra qualche istante vivremo il nostro atto di venerazione a Sant'Iziano, di cui onoreremo le reliquie. Siamo tutti invitati poi ad unirci alla processione verso la cripta, dove si concluderà la celebrazione eucaristica con l'ordine seguente: Croce, Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta, membri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, vicari foranei ed episcopali, capitolo dei canonici, l'insigne reliquia di Sant'Iziano, il vescovo, le autorità. Tutti gli altri sono invitati a rimanere nei propri posti. Al termine della celebrazione, liberamente potranno scendere in cripta.
O glorioso San Tiziano, nostro patrono, ottieni alla nostra Chiesa di credere alla possibilità della santità e donaci la letizia e il coraggio di vivere le beatitudini del Vangelo nella vita di ogni giorno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O glorioso San Tiziano, pastore buono e forte, ti preghiamo per i sacerdoti della nostra Chiesa, perché insieme con il Vescovo, tuo successore, diano testimonianza di vera comunione e con il loro servizio pastorale edifichino la comunità ecclesiale nella gioia dell'unità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O glorioso San Tiziano, uomo di comunione e di pace, ti preghiamo per la pace nel mondo, una pace che sia frutto dell'intima unione di Dio con gli uomini nell'amore e degli uomini tra loro nella fraternità e nella concordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Preghiamo. Guarda, Signore, la tua famiglia che il Vescovo Santiziano generò con la parola di verità e con il sacramento della vita. Tu che ci hai dato con il suo ministero il primo germe della fede, per la sua intercessione comunica a noi la pienezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Missa est. Prima del canto finale cogliamo l'occasione per la presentazione di lavori di sistemazione della sacrestia della cripta. In modo particolare è stata risanata dal punto di vista della muratura, è stato fatto il pavimento nuovo, è stato risistemato anche il riscaldamento. Ed è occasione propizia questa per ringraziare in modo particolare la generosità del nostro Vescovo Corrado, che ha contribuito in primis a titolo personale, e poi per ringraziare anche la Chiesa diocesana, che nella figura dell'economo ha stanziato il rimanente per concludere i lavori. Vorrei, a nome dell'Ufficio Arte Sacra, ringraziare in modo particolare le ditte che hanno lavorato, la ditta Lorenzon in modo speciale. E poi vorrei ringraziare il Liceo Artistico Munari, la classe quarta B, con il quale come Ufficio Arte Sacra abbiamo fatto un'alternanza scuola-lavoro. È stato scolpito nel marmo di Carrara lo stemma del nostro Vescovo, ad opera proprio di questa classe che ne ha curato il progetto. Sono a ringraziare i professori Daddario, Quintigliani e le ragazze Gorena Aisha e Olivia Liviu che hanno proceduto proprio a scolpire lo stemma. Con grazie di cuore. È possibile, durante il canto e poi dopo aver venerato le reliquie del santo, anche vedere i lavori che sono stati fatti.
you.